Proseguiamo ora con un'iniziativa dedicata ai più giovani in quest'estate 2012. Stiamo parlando del GREST, tutto particolare che si sta svolgendo in questi giorni presso il Centro Ambientale Archeologico di Legnago, che questa mattina abbiamo visitato per voi. Luglio, tempo di vacanza e tempo anche di giochi e attività straordinarie. È questo un po' il sapore delle attività che si svolgono qui al Centro Ambientale Archeologico di Legnago, dove oramai da 3 anni, nelle assolate mattinate d'estate, si svolge un GREST unico e divertente, dedicato ai bambini dalla prima alla quinta elementare. Noi proponiamo questo GREST un po' così alternativo, che è basato in realtà su un concetto didattico. Noi cerchiamo sempre di fargli fare delle attività a questi bambini che però abbiano come sfondo anche un certo insegnamento. Siamo il centro ambientale archeologico, quindi cerchiamo sempre di ambientare le nostre settimane o con un occhio di riguardo sull'ambiente o addirittura sulla storia. Infatti quest'anno, per esempio, abbiamo deciso di dedicare una settimana agli animali e poi di fare 2 settimane di storia legate ai Veneti antichi, quindi cercheremo un po' di fare attività insomma, di tipo archeologico, insomma, sperimentali. E i ragazzi come accolgono questa proposta? Beh, i ragazzi sono molto partecipi, anche perché molto spesso succede che gli proponiamo delle attività che sono anche un po' complesse, anche manualmente, diciamo, e dopo loro comunque si ricordano e soprattutto tendono magari a rifarle a casa o addirittura tante volte succede che ci sorprendono anche un po', nel senso che magari noi gli spieghiamo delle cose pensando che non le sappiano e a volte invece loro intervengono e ti spiazzano perché in qualche modo insomma, ti dicono, sanno di cosa stai parlando e magari sanno anche qualche particolare in più che tu non pensavi, ecco, quindi sono molto bravi anche. Laboratori pratici di archeologia sperimentale, giochi inventati per scoprire gli animali, l'ambiente e anche la nostra storia. Tante le iniziative che qui si svolgono. Oggi spazio all'origami per costruire un vero e proprio paesaggio di carta, ma c'è anche spazio per uscite culturali e tanto divertimento, così come ci hanno raccontato Elia e Riccardo. Come ti trovi qui? Benissimo, sta bene. Che cosa avete fatto questa settimana? Questa settimana abbiamo fatto dei fossili con le conchiglie, dopo dei dinosauri. C'è anche lo spazio per giocare, mi hanno detto. Sì, da fuori c'è un parco, ci sediamo per quando facciamo merenda, poi mettono per terra una porta che giochiamo così. Noi cerchiamo sempre di fare attività che la scuola non propone, nel senso che molto spesso la scuola si limita alla teoria, noi vogliamo anche un po' proporre attività pratiche, quindi molto spesso andiamo proprio sul manuale, anche la lavorazione dell'argilla, per esempio molti di loro vengono da Legnago e quindi vengono già al museo con la scuola, però vengono per fare delle attività specifiche, qui invece facciamo cose diverse da quelle che fanno a scuola proprio per creare un po' uno sfondo che magari loro, forse alcuni di loro sono piccoli, non hanno ancora sviluppato questi periodi storici che andiamo a trattare, però è un inizio, è un po' uno spunto per cui loro poi quando faranno questa parte storica a scuola si ricorderanno senz'altro ecco, di quello che abbiamo fatto qui. E con queste immagini, con la notizia di questo GREST davvero entusiasmante, andiamo a chiudere anche per quest'oggi il nostro giornale. Un grazie a tutti voi per averci seguito, un arrivederci, a presto.